Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio e siamo alla nostra ultima ora. E allora io ricordo i nostri 4 cantanti del contest Io canto per. Chiedo gentilmente alla regia di mandarmi le schede con il codice 01 Francesco Battaglia, con il codice 02 Angelica Montanaro, con il codice 03 Pirolli e con il codice 04 Marco Forti. Vi ricordo anche il numero 342 627 5717 e mi raccomando solo messaggini, quindi solo il codice sul messaggio WhatsApp. E adesso andiamo con la rubrica Ius Arte Libri curata dall'avvocato Antonella Sotira. Buon pomeriggio, bentrovati al nostro ponte di libri fra uomini e terre di valore. Oggi con noi pomeriggio abbiamo uno dei concorrenti dell'edizione 2024 del nostro premio Il Ponte della Legalità, viene direttamente dalle Puglie, è il nostro ginecologo scrittore Amilcare Spinapolice. Buonasera, grazie, innanzitutto grazie per l'invito. Amilcare è con noi al suo secondo romanzo, eccolo qua, L'amore inverso, di cui adesso ci parlerà, ma soprattutto ci svelerà a chi si è ispirato per il protagonista dei suoi romanzi. Non un commissario, non un pubblico ministero, ma un personaggio particolare che ricopre un delicato compito. Chi è Luca? Allora, Luca Giaquinto è nel romanzo il responsabile del controllo della comunicazione da parte dei pentiti, cioè l'impostazione che io ho dato è quella comunicativa, vedere l'indagine con l'occhio del comunicatore che ha anche tra l'altro una passione per l'antropologia della modernità, della quotidianità, perché chiaramente noi non dobbiamo pensare solo all'antropologia storica, tradizionale, esiste una maniera che ritorna sempre nei comportamenti e nelle cose, e lui è particolarmente portato e quindi riesce a percepire tra le righe le caratteristiche dei vari personaggi che incontra. Ma Luca, come tutti i personaggi degli scrittori, è un tuo alter ego o una persona che esiste, a cui ti sei ispirato, che hai voluto omaggiare? No, non esiste come riferimento. Un po' somiglia a me, devo dire la verità, e facciamo questa confessione, perché chiaramente a me piace molto l'aspetto comunicativo, perché nella comunicazione noi possiamo controllare il rispetto che c'è tra le relazioni, tra le varie relazioni, perché una comunicazione aperta, simmetrica, ci dice che sono due persone che hanno la propensione al dialogo e quindi all'apertura mentale. Contrariamente, quando si incontra una comunicazione asimmetrica o addirittura lineare, piramidale come quella dei militari, allora tu hai semplicemente degli ordini da rispettare e non possiamo neanche chiamarla comunicazione. Ma poi nella tua professione di medico la comunicazione è importante. Intanto salutiamo la nostra socia Ius Gustando, socio onorario, la dottoressa Silvana Campisi, che ha selezionato questo libro e che ti ha proposto per il nostro concorso. Quanto è importante per un medico comunicare nel modo giusto con i pazienti? Allora, mi associo innanzitutto e un abbraccio a Silvana, che è una professionista meravigliosa e che sta facendo una ricerca incredibile sulla medicina rigenerativa. Allora, la comunicazione medico-paziente è assolutamente determinante nel rapporto. È stato visto che un rapporto medico-paziente simmetrico, i pazienti ottengono un risultato migliore oltre il 35%. Che cosa vuol dire una comunicazione simmetrica? Vuol dire dare l'orientamento di senso, e quindi cioè io devo non solo illustrare al paziente, che ha il diritto di sapere a che cosa va incontro e come e perché,
ma devo riuscire a intuire che lui ha capito, cioè lui mi deve dare delle risposte orientate nel senso. Il rapporto medico-paziente in questo momento sta vivendo un periodo di crisi. Io ho scritto già 2 libri sul rapporto medico-paziente, però ti devo confessare che adesso andrebbero rivisti, perché e parliamo che non è che sono stati pubblicati 50 anni fa, sono stati pubblicati credo negli anni 10 del 2000. Il rapporto lì era la simmetria, il rapporto nasce con una simmetria di base. Quindi il paziente si rivolge al medico e il medico che aveva il compito di far sì che il paziente riuscisse a capire. Ho scritto, era come quando durante la Prima Guerra Mondiale il soldato che non sapeva leggere andava dal tenente e gli diceva mi leggi che... La capacità stava non solo nel dire, ma nel contestualizzare quello che i familiari gli dicevano. La stessa cosa dovrebbe fare il medico, almeno era quello che avrebbe dovuto fare finora. Adesso con l'avvento dei media e con l'avvento di internet, adesso vedremo che cosa succederà con l'intelligenza artificiale, che cosa succede? Questa asimmetria di base è il paziente che cerca di annullarla perché viene e ti dice ho letto che. Quindi non capita solo agli avvocati che arrivano già preparati, i clienti. Senti, ma questa modalità, questa importanza della comunicazione immagino che sia anche quella che ti ha portato poi a scrivere, no? La tua scrittura, tu che sei come me dell'era predigitalica, inizia a mano o va direttamente con l'utilizzo del PC? No, inizia sempre a mano. Con una serie di appunti che poi verranno... Ed è intellegibile perché si sa che la scrittura dei medici è quasi da archeologia per l'interpretazione. No, faccio ammenda, a volte faccio fatica a capire anch'io quello che ho scritto. Questa è una confessione importante. Sì, mi ricordo la mia superiora delle elementari, che si chiamava Suor Emerenziana, che faceva chi non sa leggere la sua scrittura è proprio un asino di natura. E allora mi batto il petto e cerco di scrivere meglio. Senti, abbiamo una sorpresa per te, abbiamo scelto un brano che ci è stato rivelato che ti piace molto e quindi il nostro maestro Alex Baravano ti fa questa dedica. Ora è il momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare, perché siamo naviganti senza navigare mai. Una sorpresa ben riuscita mi pare, perché ti abbiamo sentito canticchiare, grazie maestro. Tu sei il medico delle donne, il ginecologo, insomma i tuoi libri parlano d'amore. Che cosa un ginecologo sa più degli altri sull'amore delle donne o su come le donne vivono l'amore, la sessualità soprattutto? Allora, un ginecologo attento, che abbia un po' di sensibilità rispetto alla media, riesce a capire lo 0,005% di come ragionano le donne. Ah, quindi non ci hai dato molto aiuto. No, perché il ragionamento a volte nei vari comportamenti, nelle varie situazioni, perché chiaramente capisci bene con il lavoro che ho svolto io ti trovi certe volte di fronte o a delle sensibilità estreme o anche a delle distanze quasi crudeli da tutto quanto, come se non le appartenesse, e allora devi là andare a capire, a percepire sempre che cosa c'è dietro, e questo, avendo un'esperienza e avendo la capacità di intelligere, ti aiuta molto poi nell'aiutare a tua volta il paziente che magari non vuole dire una cosa, ma in quel momento praticamente ti sta chiedendo aiuto.
Beh, l'anticarte della maieutica, Sì. insomma, quindi è rimessa a te. Ma torniamo al tuo libro. È un noir, un giallo, come lo definiresti tu? Perché spesso le etichette ai Allora, romanzi... secondo me è un libro senza etichetta, nel senso che è un giallo che non termina con la scoperta del colpevole. Ma un colpevole c'è. Sì, c'è sempre un colpevole. Nessun libro è innocente, o vira verso la colpa o verso la redenzione. Bene, bene. Allora ti dicevo, perché? Perché questo personaggio che io, come sai, come abbiamo detto, impronta tutta la sua cosa con la comunicazione, è uno scrittore, è anche uno scrittore. Quindi questo è un libro a doppia trama. La seconda trama si apre con lui che, facendo tesoro dell'esperienza che ha vissuto, va oltre il movente, ma descrive le caratteristiche dei personaggi, il loro aspetto psicologico, cioè ci dice come e perché, qual è stata la spinta che poi ha portato all'evento delittuoso. Diciamo che il tuo libro è un sequel perché poi c'è un primo romanzo, no, in cui c'è sempre lo stesso protagonista, quindi possiamo sperare che ci sia anche un terzo romanzo. Noi abbiamo particolarmente apprezzato questa segnalazione per il tuo romanzo perché ci consenti di fare luce su una figura importantissima su cui spesso anche i comuni cittadini non prestano attenzione. Sono i giudici onorari, no? Questi giudici speciali che sono dei professionisti all'atere della vera magistratura, che però spesso sono determinanti, soprattutto nei procedimenti per la tutela dei minori e in questo caso nella tutela dei diritti dei detenuti, perché il tuo protagonista è all'atere di un magistrato di sorveglianza. Quindi come mai questa attenzione a questa figura insolita ma importantissima? Ti devo dire la verità, qui c'è un riferimento ben preciso, perché io ho tra i miei amici uno psicologo di San Severo che si chiama Totaro, il dottor Totaro, che è stato giudice onorario al Tribunale di Bari per i minori. E siccome è una persona che io stimo molto da un punto di vista professionale, oltre che umano, perché è mio amico, ma quindi mi sono ispirato a lui, perché con lui ci siamo trovati spesso, perché purtroppo mi è capitato di avere anche delle richieste di abbandono e quindi sono momenti assolutamente tragici per un ginecologo, perché noi abbiamo un tipo di lavoro votato alla vita, quindi votato alla gioia, votato... Però il diritto di scegliere anche di interrompere una gravidanza... No, quello non si discute. Non si discute. Non si discute. Però non è in giustamente discussione il detto diritto. Non è in discussione il diritto. Che è un momento drammatico. Però è un comunque, momento drammatico nel quale tu ti certo. trovi ad affrontare. Cioè la cosa che ti volevo sottolineare, che non è normale, no? Cioè noi viviamo di salaparto, viviamo di confetti, viviamo di dolcetti, quindi trovarsi di fronte a una situazione del genere non sai come muoverti. Il suo aiuto in queste situazioni è stato assolutamente determinante. Per cui salvo sempre il diritto e la libertà di ognuno, per l'amor di Dio. Ma tu sei vicino alle donne non soltanto come ginecologo, sappiamo infatti che hai promosso una campagna contro la violenza alle donne, purtroppo questo è il mese in cui ricordiamo, ma poi soprattutto oggi questa puntata dedichiamola al pensiero di questa povera ragazza che tutti abbiamo sperato di trovare ancora viva e tu hai anche dedicato gran parte della tua professionalità e competenza all'attenzione per l'igiene intima o meglio per l'intimità. Per l'intimità. Qual è lo slogan che hai coniato per... Intimità e condivisione, no alla violenza di genere. Quindi che cosa consiglieresti ai giovani che ci ascoltano rispetto a questo concetto dell'intimità, la sessualità, come va giustamente vissuta e rispettata? Innanzitutto perché noi dovremmo come società avere il compito di educare al rispetto. Poi ci sono due cose che ti volevo dire. Uno, a me il termine femminicidio non mi piace. Lo capisco. Perché
sottolinea ancora una volta, in una situazione drammatica come quelle che anche oggi abbiamo vissuto, un aspetto deleterio. Se io presento mia moglie non dico la mia femmina, quindi è un sottolineare ancora un aspetto, quindi preferisco molto l'omicidio di genere, la violenza di genere, perché rende più giustizia. Però questa parola ci ha aiutato anche ad evidenziare che purtroppo il dato che non possiamo negare è che c'è un alto numero di omicidi di genere, quindi questa parola di genere femminile. Purtroppo questa parola che possiamo non condividere, molti giuristi non la condividono, però da un punto di vista proprio etimologico, è non molto condivisibile per me, perché sottolinea questo aspetto. Poi secondo me il dato andrebbe visto a 360 gradi, nel senso che secondo me, considerando la violenza che c'è in giro, oltre alla violenza di genere, io credo che lo psicologo di base, come il medico di base, stia per diventare una necessità. Noi dobbiamo educare con i fatti, oltre che con gli slogan, e quindi avere attenzione per le situazioni che possono diventare violente, quindi studiare la personalità dei ragazzi, maschi e femmine, ma soprattutto i maschi, che vengono educati e hanno oggi dei riferimenti anche da un punto di vista mediatico alla violenza, al possesso, perché una delle cose terribili in un rapporto, secondo me, in qualsiasi relazione, è il senso del possesso. Che quindi... Senti, c'è una canzone che è un po' âgée, non appartiene alla mia generazione, ma io amo molto e so che anche il maestro Parravano l'ama. La vogliamo dedicare a questi giovani ragazzi che si affacciano alla vita sessuale, perché poi questo è un momento, io poi ho un adolescente, quindi certo, l'innamoramento è facile. Lo sa già Alex, quella è la canzone che... C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Maestro. Bravo! Lanciamo quindi questo augurio a chi ci ascolta di far predominare l'amore. Ma il tuo protagonista è un uomo innamorato, l'amore inverso, strani amori, insomma c'è qualcosa che ti attanaglia nei tuoi romanzi. Lui è sicuramente un uomo innamorato e tra l'altro nel secondo episodio, che è questo libro che stiamo prendendo in considerazione, la sua fidanzata Greta ha un ruolo molto importante anche nell'indagine e lui non ha paura di mostrare la sua debolezza e di chiedere aiuto alla propria... Tant'è che Greta stessa rimane un tantino perplessa, dice ma che succede? Perché normalmente lui come carattere è abbastanza riservato anche per quanto riguarda il lavoro, quindi amava, nel primo libro ha fatto quasi tutto da solo. Adesso si trova in un momento che non riesce a sbrogliare la matassa e senza vergogna, senza timore si rivolge alla fidanzata chiedendole aiuto e lei ha un ruolo molto importante poi nel sbrogliare non sveliamo molto, quindi le donne sono molto intuitive. Ma parliamo del tuo editore, com'è andata? Come sei riuscito a farti pubblicare? Perché scrivere è una fatica, ma farsi pubblicare è un successivo step, anche questo faticoso. Perché io ho la fortuna di avere un editore indipendente molto giovane che è Le Flaneur di Bari,
che praticamente ha letto il E vogliamo libro. ricordare che questo editore è strettamente connesso alla canzone che ti piace, che ti abbiamo dedicato, perché Le Flaneur indica questi Certo. personaggi ottocenteschi che passeggiano Che meditando, passeggiano, e i insomma, e meditatori. quindi è una bellissima Assolutamente sì. scelta questa del tuo editore, di Sì. dedicare a questi personaggi. E lui va alla ricerca della qualità e nonostante indipendente, nonostante una casa editrice giovanissima, quest'anno ci sono stati 2 nostri autori che hanno partecipato alla selezione dello Strega. E poi ci sei tu Poi ci sono che è io. stato selezionato per Ius Arte Libri. Bene, allora questo libro va votato, il nostro collegio direttivo, il nostro collegio lettori e il direttivo ha già molto apprezzato il libro, per cui ti auguriamo pubblicamente i nostri in bocca al lupo. Poi ci ritroveremo anche in un secondo momento alla Camera dei Deputati per presentare il libro, e di solito noi, oltre a consigliare il libro che presentiamo, diamo anche un ulteriore consiglio di letture socio-giuridiche, e in questo caso, proprio perché ci troviamo in questo mese di novembre, vogliamo consigliarvi la lettura di un libro di un'antropologa e sociologa che è docente all'Università di Cassino, Alessandra Sannella, che ha partecipato con noi nell'edizione 2018, La grammatica della violenza, perché la violenza passa Bellissimo. anche attraverso l'uso del linguaggio, non è soltanto violenza Bellissimo. fisica, ma il linguaggio è soprattutto importante. Chi meglio di uno scrittore Assolutamente può scegliere d'accordo. quali sono le parole giuste per dare Assolutamente voce d'accordo. al rispetto, all'intimità e all'amore. parole sono Grazie sette. Amilcare Grazie a di voi, essere grazie stato a voi, con grazie noi. Antonella, grazie a Buona voi. lettura, L'amore inverso. Antonella, noi abbiamo ancora qualche minuto, quindi io mi permetto di, come dire, di Io ho rompere. sempre paura dei tempi televisivi, per cui cerco di Tu quando mi stare vedi qua come un attenta. angioletto stai tranquilla, che io quando devo arrivo, però volevo, così oggi che è una giornata particolare, io ho aperto, volevo fare, come ho detto, volevo fare finta di niente, finta è un brutto termine, però poi non ce l'ho fatta, perché come si fa, no? Ho avuto la notizia qualche secondo appena prima di abbiamo iniziato arrivare, la trasmissione, c'è appunto la diretta infatti. di questa ragazza che purtroppo l'hanno trovata insomma senza vita, e quindi è una giornata un po' particolare. Poi tu hai lui che oltre ad essere uno scrittore è anche un ginecologo, e siccome sono entrata un po' in un mood di malinconia, diciamo così, volevo ricordare una persona, un suo collega, un medico che insomma, per me è stata una persona importante, perché ha fatto nascere i miei figli, però insomma al di là del fatto mio personale, è stato il primo medico che è andato via con il Covid. È andato via giovanissimo, 62 anni, insomma, lo ritengo giovanissimo. Certo. E si chiamava Edoardo Valli, e un pensiero rivolto a lui in questa giornata in cui abbiamo un ginecologo con noi, e così mi ha portato alla Assolutamente memoria. condivisibile, assolutamente condivisibile. Ciao Edoardo. E abbiamo ancora qualche minuto per, volevo ricordare, tu per tanti 13 anni Ius Arte Libri, ma per altrettanti anni hai portato avanti anche il discorso di Ius Femmina, che quest'anno per ragioni insomma varie, anche perché abbiamo fatto una scelta diversa, esatto. Abbiamo deciso insieme anche ad altre persone che ci hanno sostenuto, la tua amica Morena Morosini e altre persone, giornaliste che sono in altre Moreno TV. Rossini, è vero. di Milk and Coffee, cantante, bravissima conduttrice anche Di lei. cercare di dare voce ai testimoni della violenza, e quindi la prossima settimana saremo da lei ospite con 2 persone che purtroppo hanno subito violenza, ne sono uscite fuori, hanno ricominciato, quindi cercare di testimoniare attraverso la voce. Noi abbiamo invece scelto in questi anni di testimoniare attraverso il calendario, attraverso le immagini, e adesso utilizziamo questo mezzo e ringraziamo anche Cusano Italia TV che ci consente questo per arrivare direttamente nelle case delle persone e dare testimonianza che dalla violenza si può uscire, basta essere anche giustamente accompagnati, ben accompagnati attraverso l'uso dei medici, come attenti ginecologi, psicologi, e anche attraverso una rete non solo di professionisti legali,
ma una rete anche soprattutto femminile. Lo diciamo sempre, rivolgetevi, denunciate, ma lo sconforto arriva quando purtroppo la violenza arriva da chi ti sta proprio vicino e ti dovrebbe proteggere. E lì secondo me poi saltano tutti i parametri, perché uno sì, vuole denunciare, vuole anche chiedere aiuto, ma a volte chiede aiuto proprio al carnefice, purtroppo. Con questa frase finale, insomma, è così, con un po' di tristezza nel cuore, però insomma ci ha portato un ospite eccezionale, come sempre. Ma ci anche vediamo. strano, o inverso, l'amore si può trovare, quindi leggiamo certo. i libri di Amilcare Esatto. che sono pieni di amore, quindi buona Esatto. lettura. Perfetto, Grazie. noi ci vediamo subito dopo la pubblicità per la parte finale del programma e con il contest Io canto per. A tra pochissimo.